Allora, nella sala Ruffini della Comunità Montana, è stato un convegno per parlare dell'handicap, per sensibilizzare le pubbliche amministrazioni sul problema dei disabili e dei fastidi che i disabili vanno incontro tutte le volte che vanno alle strade. In pratica, le barriere architettoniche. Magari a mo' anche è già passato dei anni da quando ho cominciato a parlare. Allora, nel nostro territorio ci sono ancora le barriere architettoniche, continuano a esserci e purtroppo continuano a costruirle. Noi facciamo le nostre battaglie sul territorio girando per i nostri comuni, fotografando le barriere e chiedendo all'amministrazione di abbatterle. Molte sono state abbattute, altre molto giustificando col momento, con il bisogno di soldi, con la crisi di adesso e queste cose qui, ci hanno risposto picche. Comunque noi continuiamo nella nostra battaglia, continuiamo a mandare inviti a questi convegni agli amministratori dei nostri comuni chiedendo almeno di controllare i nuovi progetti e le nuove costruzioni in modo di non costruire almeno altre nuove barriere. Al convegno è stato organizzato da due associazioni, Informa Handicap da Rogn e Oltre Noi de Berghem e su Alto Sabino, che ha la sede sempre a Rogn. L'associazione la che occupa del futuro dei ignari disabili. Praticamente notare che in vita anche avrede pensaga al futuro dei nostri sceci. Soprattutto l'enlaur che hai fatto i genitori, soprattutto notare che ha dei problemi di disabilità. Nel nostro territorio non c'è nessuna struttura per questi sceci e quindi anche pensare a notare piano piano, perché la bacchetta magica per me fa i miracoli. Anche di sistemare i problemi finanziari per i nostri sceci. Mia mitiga via dei holci, perché di tutelare giuridicamente e anche di abituare a stare a contatto mia sempre con noter, soprattutto quando hanno dei problemi di salute, hanno di essere sicuri che i nostri sceci stanno anche con noter senza dare problemi. Alla conferenza è stato invitato il relatore per spiegare come si fa per ottenere delle contribuzioni pubbliche per eliminare tutti gli ostacoli per i disabili. Per quanto riguarda i comuni, sì, annualmente tutti i comuni sono obbligati ad accantonare quote relativamente da poter utilizzare per abbattimento di barriere. Per diversi motivi però queste quote non vengono utilizzate però tutti gli anni, sia per motivi politici che amministrativi che dovuti ultimamente anche ai tagli legati al governo. Ma e quali i casi più eclatanti di ostacoli che hai trovato sulle strade per i disabili? Di sicuro sono quelle nei cimiteri. Purtroppo i cimiteri sono pieni di gradini, sono pieni di sassolini, sono pieni di dislivelli e ti dico per esempio io sono oramai 12 anni che è morto mio padre, non riesco ad andare al cimitero a vedere la tomba di mio padre per le barriere che ci sono. Abbiamo chiesto alle amministrazioni di abbatterle e c'è sempre la scusa del denaro, della mancanza di fondi e quindi siamo sempre in attesa. Queste per me sono le più grandi, poi alcune sono per esempio i marciapiedi che partono a destra magari con lo scivolo, tu attraversi e quando attraversi di fronte ti ritrovi un gradino e quindi non puoi salire, oppure marciapiedi lunghissimi dove lo scivolo lo trovi in cima e in fondo e quindi il disabile deve andare o in cima o in fondo per salire e scendere e fare altrettanti chilometri. Ma la cosa che a me mi dispiace di più quando vedo le barriere architettoniche è quando ci fanno entrare dalle parti dal dietro, dalle parti nascoste, perché non perché non ci vogliono vedere, ma per il semplice fatto che non riescono a battere le barriere sulla porta principale e ci tocca passare per la porta secondaria. Al pubblico è stato tanto che ha partecipato alla conferenza. Un pubblico fatto per persone disabili, da familiari e da amministratori. La Presidente dell'associazione Oltre Noi, Margherita Capitagno, ha ottenuto un lungo battimento per Santina Partesana, che ha partecipato al campionato del mondo di tir con l'arco. Certo, per rimarcare che lo sport è un sistema per riportare i disabili a una vita di sport, ma per fare sentire per persone normali. E mi dico, poi più di normali.